la tutela del paesaggio. Eppure ci sono una serie di cose, io ne ho ricordate soltanto alcune qua, ma nel 61 Emilio Saini pubblica un libro che è fondamentale per la conoscenza del nostro paese, la storia del paesaggio agrario. E qui già si dice benissimo paesaggio, tutto quello che è agricoltura è paesaggio, perché è stata fuori questa indicazione precisa e viene giustificata storicamente. Lucio Gandi, che è un grande padre, uno dei padri della moderna geografia italiana, propone nel 64 in un articolo, dice questo, il titolo dell'articolo è questo: la geografia come scienza del paesaggio. Propone, ecco, la geografia, che è una descrizione soltanto, può diventare qualcosa di diverso, e non a caso tra i paesaggisti di adesso molti escono da questa scuola di Gandi. Anche la commissione d'inchiesta Franceschini, che è l'opera del 64-67, dà molta importanza a questa cosa e chiede la richiesta che salta fuori è di una legislazione specifica aggiornata ai tempi. E dopo si ricorrono le leggi di emergenza, come la Galasso, che è del 1985, in cui di fronte a tutti i disastri che stanno capitando si dice che almeno le sponde del mare, i percorsi fluviali, almeno queste cose, le montagne, siano sottoposte a tutela. A tutela per evitare interventi distruttivi fondamentalmente. Però a tutt'oggi noi non abbiamo ancora una legge che si dica dal punto di vista giuridico che è importante, perché una legge dà una interpretazione univoca, cioè deve dire con chiarezza è questo, e fino ad oggi in Italia non ce l'abbiamo. Dicevo prima però che per fortuna, poi anche una desiderata anche per gli altri, il paesaggio, il territorio, quello che veniva fatto su queste robe che sono specifiche ma molto precise e anche molto imprecise. In tutta Europa è stato maltrattato. Cioè, noi non possiamo dire di aver fatto tante cose belle. Ecco. Abbiamo rovinato praticamente metà delle nostre coste facendo seconde case. Nei luoghi di turismo alpino, di soggiorno alpino, metà della montagna è stata distrutta. E in questi termini non sono un catastrofista, cioè dico, riconosco che una pista da sci cambia una valle, e una pista da sci di solito non basta, perché ne fanno 3 lentamente, ma cambiano l'aspetto di una valle, comportano tante cose sbagliate. Abbiamo seminato i campi di capannoni, abbiamo fatto scavato per fare un aeroporto a Venezia, quando si poteva fare a Treviso in mezzo alla campagna molto più semplicemente, invece portare giù tutta la ghiaia per imbolire metà laguna, non metà, ma quella parte necessaria per fare tessera. Abbiamo costruito grattacieli vicino alle mura delle città, ma se uno volesse fare l'elenco dei disastri, delle cose brutte, sbagliate, credo che non basterebbe una settimana. Non è che all'estero siamo stati tanto più bravi di noi, perché la stessa distruzione della montagna è stata fatta in tutte le località turistiche della Svizzera, della Germania, della Francia e qualcosa anche in Spagna, cioè dove c'è neve.
sono capitate queste cose. Le coste della Francia, meridionale, sì, quelle coste sul Mediterraneo, e quelle della Spagna sono peggiori delle nostre, o allo stesso livello. No, direi quelle della Spagna sono peggiori. Tutti gli insediamenti turistici fatti nella Costa Brava, nella Costa del Sol, sono passato una volta, mi basta, non ci passo più, perché uno sta fisicamente male anche rispetto a queste cose. Quindi è un problema europeo. L'ambiente, il territorio, la storia sono l'identità di un paese, di una città, di una nazione o di un continente, perché ormai noi possiamo veramente parlare in termini molto più vasti di quelli dei nostri confini nazionali, insomma. Ci riconosciamo, facciamo parte giriamo molto più di una volta, e i nostri figli sono sparsi in giro per l'Europa, quando non in giro per il mondo, insomma. E quindi il Consiglio d'Europa, che è un organismo formato da tutti gli Stati, non è l'Unione Europea, è un organismo formato da tutti gli Stati d'Europa, quindi che aderiscono all'euro, non aderiscono all'euro, non è questo il problema. L'Unione Europea comincia a porsi il problema di dare indicazioni. Il Consiglio Europeo non fa leggi, fa raccomandazioni. Affronta un tema, va avanti, lo discute, forma commissioni di studio, finché a Strasburgo nel 98 il Consiglio d'Europa emana un primo progetto di convenzione che viene anche studiata molto bene in Italia, perché l'Italia in quel momento è un momento felice in cui le cose vanno avanti, sono parecchie commissioni, si riesce a fare. Il 1999 diventa l'anno europeo del paesaggio e insomma si riesce a fare anche qua nel Veneto. Abbiamo fatto un forum dedicato, 4 giorni che abbiamo dedicato a questo tema del paesaggio, cominciando proprio da Castelfranco, il 26 e 29 maggio, Fondazione Benetton Culture Club e Italia Nostra. E il 20 ottobre del 2000 a Firenze, proprio a Firenze, viene emanato questa Convenzione Europea del Paesaggio, che è importante perché finalmente dà una definizione precisa su cui si può essere d'accordo o non d'accordo, ma chi aderisce, lo Stato che aderisce a questa convenzione si assume queste cose particolari. Allora, intanto, paesaggio cosa è? È un qualcosa che è riferito a un territorio. Io ho messo in corsivo c'è una parola, designa una determinata parte del territorio. È un abuso fatto dalla traduzione italiana, questo determinato, questo aggettivo, perché nei testi originali, ufficiali, francese e inglese, il determinato non esiste. Ora, bisognerebbe andare in cerca del traduttore per sapere se è un ignorante, come quello che ha inventato il tunnel del Cervino al Gran Sasso d'Italia, va bene, quello del neutrone. Se è un ignorante, e va bene, un ignorante si prende a calci e si manda via. Oppure se è uno che ancora una volta ha mescolato nel barile. Perché determinata significa che si visse prima una parte del territorio che diventa paesaggio. No, non è così. È una parte del territorio
che si individua per come è fatto il territorio e per l'azione che l'uomo ha svolto sul territorio da quando lo ha abitato, si può dire. Quindi le caratteristiche sono che c'è una unità o un qualcosa di riconoscibile in questo territorio che se lo fa capire, qualcosa di unitario e questo è un territorio, una definizione di paesaggio omogeneo per questo un territorio di questo tipo. Dice inoltre, dà indicazioni sul significato di salvaguardia dei paesaggi che sono giustificate dal suo valore di patrimonio derivante o dal contributo della natura o dall'intervento a cui è stato sottoposto da parte degli uomini. Altra cosa estremamente importante è che la Convenzione si applica a tutto il territorio delle parti e riguarda tutti gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Che questi spazi o che i paesaggi di questi spazi sono paesaggi, quelli che sono eccezionali dal punto di vista anche estetico, quindi si possono riconoscere da questo punto di vista sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati. Cosa vuol dire questo? Che noi non cerchiamo di dire il paesaggio di Villa Bonasco è un paesaggio bellissimo e lo manteniamo come tale, a parte il fatto che non è vero, perché il paesaggio, come cambiano gli uomini, come cambia l'atmosfera, come cambia l'acqua, come cambia la terra, è qualcosa che cambia in continuazione. Il paesaggio fisso è un paesaggio, neanche Pompei è fissa, perché anche lei cambia, cade qualcosa ogni tanto, cresce l'erba, e già questo ha un significato, cioè non c'è niente che rimanga fermo. E allora di fronte a un paesaggio eccezionale, la nostra posizione è quella di mantenere l'eccezionalità di questo paesaggio. Ma di fronte a un paesaggio degradato, la nostra posizione è quella di eliminare il degrado, di migliorarlo, perché si sta bene in un posto dove si sta bene e si sta male in un posto dove si sta male, un posto dove le cose non sono accettabili, dove mancano gli standard, dove manca la pulizia, dove non arriva l'acqua, dove si accumulano tutte le cose, i rifiuti, eccetera, eccetera. Ecco, e dopo la legge che è demandata allo Stato riconosce giuridicamente il paesaggio, cioè ne dà una definizione giuridica valida e riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale della nostra vita e deve essere una espressione della diversità. Quindi i paesaggi sono fatti di tante cose diverse, la vita e il territorio, noi siamo fatti in tanti modi diversi. E deve riconoscere così questo patrimonio culturale e naturale è espressione della diversità. Noi altri ancora non parliamo sufficientemente della conservazione della biodiversità, per esempio. Magari addirittura facciamo fatica a riconoscere la necessità che noi riconosciamo qualcosa, diversità diverse, qualcosa di diverso all'interno del nostro genere. La nostra fatica è questa, forse la stiamo superando, però dobbiamo capire che esiste una necessità di diversità
e di mantenimento di questa diversità anche nella natura, anche nell'ambiente. Cioè che questa cosa deve essere diffusa, perché siamo nati diversi con esperienze diverse e questa diversità è opportuno che la manteniamo. Io mi fermo qua, anche perché mi fermo qua perché il resto, la parte successiva, è lo studio dal punto di vista legislativo di quello che è capitato dopo il 20 ottobre del 2000 a Firenze, cioè l'adeguamento della legislazione italiana alla dichiarazione europea. E questa è una storia che farà il professor Perulli nella prossima occasione. E vi ringrazio. Signori, buonasera a tutti. Io sono un naturalista, ma in realtà non sono naturalista perché sono un naturalista autodidatta. E la mia formazione scolare è quella di un perito industriale e meccanico degli anni 60, e quindi vi lascio immaginare quanto distante fosse l'ambiente scolare che mi ha formato dall'interesse e dalla passione per le scienze naturali. Ma come tutti sapete, i geni non perdonano, e io avevo il gene del naturalista, per cui alla fine ho dovuto adeguarmi alle pulsioni che hanno orientato gli interessi culturali della mia vita. E ho cominciato in questo contesto a interessarmi di paesaggio, chiaramente. Ma il primo interesse verso il paesaggio è stato ovviamente per i paesaggi naturali, il che mi ha fatto immediatamente rendere conto che di paesaggi naturali in Italia non ne esistono più. E allora cominciamo con i primi concetti fondamentali di questa breve esposizione, che non riusciremo a portare a termine perché parleremo del Veneto, e la ricchezza di paesaggi del Veneto è così complessa e così elevata che non ci basterebbe un corso intero per parlarne. Ma cominciamo con il focalizzare alcuni concetti fondamentali. Esistono tre tipi di paesaggio: i paesaggi naturali, i paesaggi prossimo naturali e i paesaggi umanizzati. I primi non esistono più, cioè i paesaggi naturali sono stati cancellati e quindi abrasi da 10.000 anni di trasformazioni antropiche in ambiente. I paesaggi prossimo naturali esistono ancora, sono sempre più limitati perché l'aggressione dell'uomo all'ambiente e quindi le trasformazioni ambientali a suo vantaggio sono in costante crescita. E però è anche vero che i paesaggi prossimo naturali si ricostruiscono spesso, là dove l'uomo concede agli elementi dell'ambiente di manifestare liberamente le proprie dinamiche di ricostruzione. E poi esistono i paesaggi umanizzati, che tuttavia hanno una matrice, e cioè sono sempre, o quasi sempre, derivati da paesaggi naturali pregressi. Cosa significa tutto questo? Significa che il paesaggio umanizzato è l'esito di una trasformazione d'ambiente in progress, cioè progressiva, che parte da 10.000 anni fa, diciamo da 5.000, teniamoci stretti. Ma questa trasformazione d'ambiente, che ha prodotto l'aspetto e l'organizzazione dell'ambiente intorno a noi, ciò che noi definiamo paesaggio, non è assolutamente terminata, ma ogni giorno manifesta nuove azioni e modifica impercettibilmente e talvolta anche molto evidentemente e costantemente il paesaggio intorno a noi. Per cui i paesaggi italici, e quelli veneti in particolare, che noi andremo a tentare di conoscere e che celebriamo quotidianamente, sono in realtà un aspetto storico del paesaggio già domani, perché domani saranno superati.
avremo già prodotto qualche trasformazione tra oggi e domani. E quindi ciò che noi riusciamo a percepire oggi, domani non sarà più. Questo può sembrare estremo come concetto. In effetti, vedete, noi tutti aspiriamo alla stabilità. Pensate che i veneziani hanno fossilizzato la laguna di Venezia perché aspiravano a questa stabilità dell'ambiente. Cioè hanno fatto ciclopiche trasformazioni d'ambiente, cioè cose da fuori di testa, tipo deviare le foci dei fiumi, di fiumi alpini come il Piave o la Brenta, perché la laguna di Venezia non involvesse, cioè non seguisse i suoi destini naturali, che erano quelli di trasformarsi in palude. Quindi per aspirare a questa stabilità i veneziani hanno speso fortune in termini tecnici, in termini economici, in termini umani. Però questa stabilità noi riusciamo a ottenerla nei paesaggi umanizzati, appunto, solo in termini fittizi, perché poi lentamente quel paesaggio, appunto, si trasforma sotto i nostri occhi. E che molto spesso, lo dicevamo poco fa arrivando a Castelfranco, queste trasformazioni sono evidenti, sono eclatanti, sono devastanti. Cioè, ho visto una serie di palazzoni arrivando qua che mi pareva di essere a Brooklyn. Altre volte sono impercettibili. E quindi la campagna trevigiana, che è stata densamente urbanizzata o trasformata in periferia urbana, come la periferia di Castelfranco, ha subito trasformazioni straordinariamente importanti nell'arco di 30 anni, 3 decenni. La campagna di bonifica del Veneto orientale, da cui vengo, io sono di Musile di Piave, ha invece subito trasformazioni molto più lente, lo svuotamento delle case rurali e poi il crollo delle case rurali, quindi la perdita dell'elemento abitazione rurale del paesaggio e così via, cose che in 30 anni si sono manifestate in misura molto meno evidente delle urbanizzazioni trevigiane. E però ambedue questi paesaggi si sono trasformati. Ora, perché ci occupiamo del Veneto? Beh, intanto perché voi siete veneti. Io sto per dirvi una cosa che vi sembrerà esagerata, cioè il Veneto è una delle regioni più importanti d'Europa dal punto di vista paesaggistico, per una ragione molto semplice, perché la sua diversità ambientale è notevolissima. Il Veneto è formato da 8 fasce geografiche disposte in successione tra i litorali alto-adriatici e il confine di Stato, cioè l'asse mediano del sistema alpino. 8 fasce geografiche che esprimono in sintesi la fisionomia del continente europeo. Abbiamo situazioni paesaggistiche e ambientali che vanno dal circolo polare artico alle coste del Mediterraneo. Sulle vette dolomitiche, nelle vallette nivali, c'è l'ambiente, la flora e l'aspetto dell'ambiente, quindi il paesaggio del circolo polare artico, con i licheni, le fanerofite, le piante nane e quant'altro. Sulle coste di Jesolo ci sono le dune sabbiose con le piante tipiche dell'area mediterranea. Questi sono i 2 limiti estremi entro cui si sviluppa la diversità ambientale e paesaggistica del Veneto. Poi vi dico un'altra cosa che vi sembrerà pure esagerata. Il Piave, o la Piave come volete chiamarlo, è il fiume più importante del mondo. Allora mi direte, ma scusi, abbia pazienza, e il Rio delle Amazzoni e il Nilo, se mi viene in mente un altro. Ma né il Rio delle Amazzoni né il Nilo, neppure il Volga o l'Amur o lo Yenisei o la Lena uniscono le montagne più celebrate e rappresentate del mondo, cioè le Dolomiti, con il giacimento di natura, di cultura, di storia e di paesaggio più importante del mondo, cioè la laguna di Venezia. E allora il Piave è il fiume più importante del mondo, per questa ragione, perché è la bretella idraulica e quindi l'autostrada bioecologica ma anche culturale che unisce queste 2 realtà. Non a caso il Veneto, il Piave è il più veneto di tutti i fiumi, cioè il suo bacino orografico insiste per il 99% del territorio veneto.
Vediamo allora il nostro PowerPoint. Ovviamente le didascalie che troverete sono frutto di elaborazione personale, quindi possono discostarsi leggermente dal significato attribuito ufficialmente, ad esempio al termine paesaggio, che l'architetto Zandi Giacomi ci ha appena esposto egregiamente. Abbiamo scritto che il termine paesaggio sottende un concetto complesso. Semplificando nel significato si può intendere l'immagine della realtà circostante colta da un osservatore. E qui veniamo a ciò che l'architetto sottolineava, cioè la percezione soggettiva del paesaggio, che non è quella che può essere adottata dalla legge, però vi assicuro che ciascuno di noi, di fronte a una visione paesaggistica, ne ha una percezione diversa, che, come è stato detto, dipende dalla nostra sensibilità e dalla nostra cultura, dalla nostra esperienza personale. Il paesaggio in assoluto è qualcosa di diverso, ma noi ci rapportiamo quotidianamente con questo paesaggio, cioè con ciò che noi riusciamo a percepire. In realtà il paesaggio è dato da tutte le componenti naturali e antropiche, storiche e attuali, che interagiscono e si combinano per determinare l'aspetto dell'ambiente. Guardate questa immagine, si vede male purtroppo, avete un proiettore scadente, scusatemi. Cambiatelo appena potete, ma siete una scuola italiana se non sbaglio, allora lasciatelo lì che va bene così. Dicevo, in questa immagine c'è la Basilica di Torcello, ci sono le prealpi venete e le prealpi carniche sullo sfondo, questo è il Cansiglio per intenderci, c'è uno specchio d'acqua lagunare in primo piano, cioè se osservate bene l'immagine è una combinazione, questo paesaggio è una combinazione di elementi naturali e di elementi antropici stratificati storicamente, e quindi è l'esito di una trasformazione d'ambiente che si è prolungata almeno dall'800 in poi, cioè dal